Ieri sera la direzione nazionale del PD ha deciso le norme per le primarie per la scelta dei parlamentari e già stamane si registrano le prime polemiche e defezioni. Simonetta Rubinato, sindaco di Roncade ed unico parlamentare della Marca eletto per il PD alle ultime elezioni, ha deciso di non candidarsi, affidando le motivazioni della scelta ad un polemico messaggio sulla sua pagina Facebook. Simonetta Rubinato non condivide le regole che, scrive, non rispondono alle aspettative di larga parte degli elettori, ritenendo che anche il PD non abbia fatto abbastanza per cambiare la legge elettorale o almeno reintrodurre le preferenze. Altro motivo di rammarico per il sindaco di Roncade sono i criteri per accedere al voto delle primarie e la decisione della segreteria nazionale di riservarsi la scelta del 10% delle candidature più le posizioni di capilista. La decisione di Simonetta Rubinato ha sorpreso i vertici del PD trevigiano. Il segretario provinciale le ha chiesto di ripensarci, soprattutto alla luce, ha detto Roberto Grigoletto, dell'ottimo lavoro svolto finora. Intanto decide di non candidarsi alle primarie anche Laura Puppato, che evidentemente conta in un posto nel listino del segretario. Alle primarie no, e quindi credo che non ne avrò bisogno. Per la parte elettorale che riguarderà chi mettere in lista, le questioni passano al segretario. Nel frattempo è stata convocata per sabato 22 dicembre la direzione provinciale del partito. Entro venerdì sera dovranno essere presentate le candidature con relative firme, poiché a Treviso dovrebbero essere assegnati 3 posti, 2 deputati ed un senatore. Gli aspiranti in lizza il 29 e 30 dovranno essere 6. Se i candidati che si presenteranno venerdì saranno di più, spetterà al direttivo provinciale scegliere i 6 nomi.